Anche oggi una nuova serata sta per iniziare. Quanta gente che non paga il biglietto per sentirti cantare. Che emozione vederli sotto un palco applaudire e gridare. E magari in sottofondo un coro urlare in stentale. Bentrovati, oggi parleremo di un grande tour che partirà dal 28 di aprile, partirà da Mestre, fino a poi arrivare al 30 di aprile al Circo Massimo a Roma. Siamo in compagnia di Gigi Sanna, organizzatore di questa manifestazione. Il 28 si partirà da Mestre. E poi cosa succederà, Gigi? Beh, il 28 partiamo da Mestre appunto per questo progetto Onora Sistranza in collaborazione con l'Associazione Regionale del Turismo, la Sole Crisponi, con la Coldiretti Sardegna, con la Coldiretti del Lazio, la Coldiretti Veneto appunto e il Circolo dei Sardi di Mestre. È una cosa importante perché comunque portare i nostri prodotti, non soltanto la musica, lì dall'altra parte del mare, quindi a Mestre il 30 aprile saremo a Roma al Circo Massimo, è una cosa importante. Diamo un po' di respiro, di ossigeno, di aria nuova ai nostri produttori, quindi porteremo eccellenze come i nostri formaggi, i nostri oli, i nostri insaccati, insomma tantissime cose importanti da poter far sì che il mondo esterno conosca i prodotti genuini della Sardegna e speriamo appunto aprire nuovi mercati. Noi saremo con voi, Teleregione sarà in vostra compagnia, racconteremo un po' tutto questo tour, però io vorrei fare un comunicato, visto che ci saranno tantissimi sardi il 30 a Roma. Il primo ci sarà la beatificazione di Papa Wojtyła, io credo sia importante ricordarvelo. Se volete far parte insomma, di questa grande manifestazione ci teniamo che voi ci siate, tra l'altro so che ci saranno 30 maialetti, ci saranno un centinaio di migliaia di persone a 150 metri dal Circo Massimo, sicuramente sarà una grande giornata. Beh, la giornata è importante perché, ripeto, la gente si sta preparando per l'evento appunto della beatificazione di Papa Wojtyła e quindi logicamente la massa di gente che sarà lì il giorno è qualcosa di impressionante e di incredibile e quindi anche per dare sostegno a questa iniziativa vogliamo essere lì con i nostri prodotti per far sì appunto che ci sia una mano d'aiuto anche dalla Sardegna. Allora noi fra un po' parleremo, Gigi, anche con i direttori della Coldiretti Sardegna, della Coldiretti Lazio, avremo modo di parlare con loro e farci raccontare meglio cosa succede, però sai, in occasione poi di quello che sta succedendo, parlo naturalmente della crisi anche che vi ha attanagliato comunque i pastori sardi, l'agricoltura e non solo in Sardegna, credo che questo sia un messaggio importante che darà grande positività a quelli che sono anche i prodotti nostrani. Infatti il settore agricolo, agropastorale sta attraversando un periodo tristissimo, però la gente ha ancora voglia di ricominciare, di andare avanti e quindi penso che iniziative come questa, quindi portare i nostri prodotti verso altri mercati e far sì che riescano veramente a creare cassa è una cosa importante e con questi mercati, questo connubio di campagna amica col diretti, penso che si riuscirà a raggiungere un risultato ottimale. E noi siamo in compagnia del direttore della Coldiretti Lazio, Aldo Mattia. Buonasera dottore. Una importante manifestazione quella del Circo Massimo a Roma. Sì, è importante perché lì si esalta ovviamente il prodotto a chilometro zero, ma questo gemellaggio tra Lazio e la Sardegna, soprattutto legato al mondo agropastorale, i prodotti, la trasformazione, in un momento di crisi del settore credo che sia un'iniziativa che rilanci ed esalti i prodotti della Sardegna e anche del Lazio, un abbraccio tra regioni molto bello, molto interessante. Si parla tanto di crisi, ma come vive la crisi anche la Coldiretti Lazio in questi anni esasperanti? Ma non cambia, il problema è lo stesso. Se parliamo del settore agropastorale, il problema del prezzo del latte è il problema sardo, ma è il problema anche laziale. Del resto nel Lazio oggi abbiamo una regione che vanta circa 700.000 capi ovini, è la terza regione del Lazio dopo la Sardegna e la Sicilia, d'Italia dopo la Sardegna e la Sicilia. Abbiamo questo problema, il prezzo è abbassato anche lì, c'è crisi, pertanto bisogna esaltare il prodotto locale, il prodotto di qualità e ovviamente questa è un'iniziativa che può dare delle risposte. Il 30 aprile ci sarà questa grande manifestazione, Circo Massimo, Roma. Ma il Circo Massimo oggi ospita circa 50 imprenditori agricoli laziali che vendono il proprio prodotto. In quell'occasione ci saranno appunto una decina di imprenditori sardi qui della provincia di Nuoro che verranno ad esporre e a vendere il prodotto sardo e sarà una giornata meravigliosa perché nel weekend in quel mercato riscontriamo circa dai 4 ai 5 mila cittadini di Roma che vengono ad acquistare e a confrontarsi
connettersi con la realtà produttiva del mondo produttivo laziale, in questo caso sardo. Noi facciamo il comunicato a tutti i sardi che ci stanno guardando in questo momento: se vi capita di essere a Roma, immagino sarete tantissimi a Roma quel giorno, ricordatevelo, il 30 aprile noi saremo a Roma, Circo Massimo, chiaramente ci sarà anche la nostra televisione Teleregione Sardegna. Se vi capita vi aspettiamo al Circo Massimo. Dal 28 insomma parte un grande tour che darà grande spazio a quelli che sono i prodotti della nostra isola. Sì, il 28 siamo a Mestre al Teatro Tognolo, il 30 al Circo Massimo a Roma. È una bellissima kermesse dove incontreremo i circoli sardi di queste due regioni, che sono molto attente ancora ai nostri prodotti, molto attenti anche ai prodotti del territorio. Incontreremo tra l'altro anche un po' di popolazione veneta, un po' di popolazione laziale, per cercare di divulgare quelle che sono le produzioni agricole della Sardegna. È un momento di crisi particolare e forte per la nostra regione, e crediamo che anche un piccolo aiuto possa anche arrivare attraverso l'aiuto di queste manifestazioni, che servono per far conoscere e portare fuori dalla Sardegna le nostre produzioni. Non solo Coldiretti, insomma non solo i prodotti della nostra isola, ma ci sono anche gli amici del folklore sardo con noi, no? Sì, noi siamo da tempo che collaboriamo con Gigi con queste iniziative, e diciamo che questa in particolar modo ci inorgoglisce, in quanto insomma stiamo andando a portare le nostre tradizioni nel Veneto e poi nella nostra capitale, che è Roma. Oltretutto dei giorni che Roma vivrà insomma la beatificazione di Giovanni Paolo II, perciò insomma è un orgoglio ancora più grande quello di esserci proprio in quei giorni. Oltretutto siamo contenti anche di avvicinare con le nostre canzoni, noi assieme agli Stentales, il connubio che sta nascendo tra una sorta di gemellaggio tra le aziende agricole delle province di Nuoro e Ogliastra assieme a quelle del Veneto e del Lazio, insomma, che è la cosa, diciamo, che è il motivo più importante e principale che ha fatto nascere questo progetto. A Roma so che ci saranno oltre 150.000 persone a 150 metri praticamente dal Circo Massimo. Certo, è un grande avvenimento nell'avvenimento, perché noi andremo al Circo Massimo per portare i prodotti dell'agroalimentare delle province di Nuoro e Ogliastra, però nel contesto ci sarà la beatificazione di Giovanni Paolo II, quindi ci saranno veramente migliaia di persone che potranno accedere ai nostri prodotti. Allora io so, qualcuno mi ha detto che ci saranno oltre 30 porcetti da arrostire in quell'occasione. Sì, sicuramente saranno un forte richiamo, speriamo che veramente in tanti vengano, perché questa sicuramente è una promozione unica per i nostri territori. E allora ricordate, 30 aprile noi vi aspettiamo, Circo Massimo Roma, dovete esserci anche voi, così come ci saranno i nostri amici del Lazio, i nostri amici di Roma. Beh, logicamente un evento da non perdere, dovete esserci anche comunque perché voi, Teleregione, seguirà l'evento appunto di tutte le iniziative, è una cosa importante. E penso che il documentare questo evento sia veramente importante, perché chi non c'è almeno potrà vedere la portata dell'evento e toccare con mano realmente quello che è l'iniziativa Onora Sistranzu. Onora Sistranzu, vi aspettiamo se ci sarete, se non ci sarete guardate la televisione, noi ci siamo. Arrivederci a tutti, grazie Gigi. Ciao, grazie. E grazie agli Stentales. Ciao.